Il danno è contenuto in 133.000 euro ai danni dell'erario, ma quello che hanno scoperto i finanzieri del Comando Provinciale di Treviso all'aeroporto Canova mette in luce un problema strutturale nella gestione dei voli aerotaxi presso lo scalo della Marca. Nell'ambito delle consuete attività di vigilanza doganale e antifrode sono stati infatti individuati 72 vettori aerei che nel periodo tra il 2017 e il 2021 non hanno versato la prevista imposta erariale per i voli aerotaxi. È una nicchia del trasporto aereo, quindi non i voli di linea, ma viaggi che vengono effettuati con aerei di società a noleggio, abitualmente riservati a poche decine di passeggeri che cercano più comfort e certezza sui tempi di trasferimento. Il conto finale però assomma 1.244 passeggeri transitati per lo scalo trevigiano e distribuiti su 378 voli aerotaxi per i quali non è stata versata l'imposta, che è pari a 100 euro per le tratte inferiori ai 1.500 km e a 200 euro in caso di tragitti superiori, e deve essere corrisposta per ogni tratta con partenza e arrivo sul territorio nazionale dal singolo passeggero che fruisce del servizio di trasporto direttamente al vettore, che a sua volta è obbligato a versarla allo Stato. Ad eccezione di 4 vettori nazionali, si tratta di operatori quasi tutti stranieri con sedi in tutta Europa e un po' anche in giro per il mondo. I finanzieri, dopo aver acquisito presso le società di handling che operano all'aeroporto Canova le dichiarazioni depositate dai vettori utilizzati per i voli aerotaxi, hanno incrociato i dati con i versamenti effettuati alla Ragioneria dello Stato. Si è così scoperto che dall'incrocio dei dati mancava il versamento di questa tassa, che incide sul prezzo del viaggio, quindi il mancato versamento consente a queste compagnie di offrire prezzi più competitivi a imprenditori e turisti. Oltre all'imposta evasa, ora si vedranno applicare anche sanzioni per circa 40.000 euro, pari al 30% delle somme evase.